Buongiorno ragazzi e buona settimana. Ormai il tempo pasquale sta volgendo al termine. Intravediamo già la festa dell'Ascensione del Signore domenica prossima e poi il 5 giugno la grande festa della Pentecoste. Sottolineo fin d'ora queste due date perché sia la prossima settimana sia quella successiva ci saranno due eventi molto importanti per la nostra Chiesa di Padova. Il primo sabato prossimo. 6 giovani della nostra diocesi, alunni del seminario maggiore, diventeranno preti per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del Vescovo Claudio. Una scelta coraggiosa la loro, non è facile decidere di mettersi al servizio del Signore e della Chiesa oggi, in questo contesto sociale e culturale. Ma questi ragazzi sono pieni di entusiasmo, sono pieni di gioia, davvero carichi della forza dello Spirito. 2 di loro, Riccardo e Alberto, sono stati anche alunni del Barbarigo, hanno frequentato rispettivamente il liceo scientifico e il liceo classico e ora vedono la conclusione del loro percorso, un percorso che è stato lungo, ha avuto certamente dei momenti anche difficili, ma soprattutto ora, arrivati a questa tappa così importante, sentono la gioia di ripartire e di realizzare quello che il Signore domanda loro. Guardando all'esempio di questi giovani diaconi che diventeranno appunto presbiteri, vorrei ricordare anche a ciascuno di voi l'importanza di scoprire il proprio posto nella società, nel mondo e anche nella Chiesa. Quel termine che utilizziamo spesso, che è vocazione. Alla vocazione corrisponde la risposta, la responsabilità. E allora l'augurio a ciascuno di voi di trovare il proprio posto, di riuscire a realizzare il proprio sogno che diventerà pieno quando si incontra con il sogno di Dio. Il secondo grande evento, domenica 5 giugno, inizierà con la celebrazione della Pentecoste, presieduta dal Vescovo, il Sinodo diocesano. Con le classi quinte, lo scorso anno, abbiamo vissuto degli spazi di dialogo, durante i quali abbiamo fatto emergere dei pensieri, delle idee, delle tematiche da consegnare alla segreteria del Sinodo perché poi l'Assemblea sinodale possa prenderle in considerazione, discuterle, affrontarle e da lì partire per rilanciare nuove progettualità. Sarà un momento molto importante per la nostra Chiesa di Padova e noi, come scuola vicina al Vescovo, vogliamo accompagnare questo momento. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti degli studenti insieme al preside e a qualche insegnante. Vogliamo allora avvicinarci alla Pentecoste portando nel cuore anche queste grandi intenzioni, senza dimenticare poi la preghiera per la pace. Si conclude in questi giorni anche il mese di maggio. Ancora una volta vogliamo rivolgerci a Maria domandando la sua intercessione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Davvero il Signore vi benedica, vi accompagni anche in questi giorni molto impegnativi per tutti voi e vi doni tanta serenità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.